buon pomeriggio a tutti e benvenuti al secondo show cooking della giornata, qui al Sardinian Day, che vedrà protagonista Marina Ravarotto, chef e patron del ristorante Chiaroscuro a Cagliari. Adesso, nel mentre che Marina lavora un po' l'impasto, io per chi non la conosce faccio un minimo di storytelling del suo percorso. Nasce nel Nuorese, anzi a Nuoro, da subito viene appassionata della cucina, seguendo un po' le tradizioni della famiglia, studia all'alberghiero dove si diploma e poi inizia a muovere i primi passi nelle cucine sarde, fino ad approdare nella cucina di Mario Tirotto, dove là un attimino prende dimestichezza con quello che è un po' l'alta cucina. E poi da lì è iniziato il suo percorso. Dopo Mario Tirotto si è spostata a Roberto Pezza, se non ricordo male, correggimi se sbaglio Marina. No. Roberto Pezza a Saposentu e poi Stellato e poi da Stefano De Ida al Corsaro. Esatto. Dopo queste esperienze stellate decide di aprire il suo ristorante ed eccoci qua con Chiaroscuro di Marina Ravarotto. Io prima di tutto farei un applauso a Marina che nel mentre che sta... Allora Marina, dici un pochettino cosa vedremo oggi. Allora, questa è la pasta più rara al mondo, si chiama sufilindeu, per chi lo conosce già. È una pasta che viene tramandata in famiglia. Io però sono un autodidatta. Brava però. Dici un pochettino come è fatto l'impasto. Allora, l'impasto è fatto acqua e semola, non c'è nessun segreto, non c'è nessuna tipo di preparazione perché alla fine viene impastato normalmente come se fosse un impasto normale. L'unico segreto è che deve riposare. Questa elasticità da cosa è data? Dalla lavorazione. Solo lavorazione? Solo lavorazione. Ma anche un po' il sale incide Allora, l'acqua e il sale, che come tutti se lo sapete, viene semplicemente utilizzata per staccare i fili. Okay. Quindi quando io so che sono pronta a tirare, che la pasta ha la giusta consistenza, io cosa faccio? La bagno con acqua e sale in modo che poi i fili si vanno a staccare. Ok, perfetto. Questo diciamo che è uno dei piatti, diciamo, un signature dish di Marina, nel senso è uno dei suoi piatti storici da quando ha aperto il suo ristorante. Dici un pochettino anche invece quanto la tradizione un po' incide sul tuo menù, perché poi non so chi di voi ha avuto la fortuna di andare a mangiare da Marina e vi consiglio di andarci. Un po' tutto il menù ha ricette della tradizione che poi lui giustamente ha fatto sue e ha un po' svecchiato, tra virgolette. La tradizione nel ristorante è stata un po' svecchiata con gli andare degli anni, perché sono 7 anni aperte e devo ringraziare la città di Cagliari che mi ospita da 7 anni. L'idea è nata nel rendere più importante quindi la tradizione sarda. Diciamo che grazie a te, almeno nel cagliaritano, molta gente sta conoscendo delle ricette che si erano un po' perse, tra virgolette, esatto, specialmente sì. Per chi non è avvezzo andare nel nuorese, provare, magari ci sono dei ristoranti che comunque sia a Nuoro continuano a proporre dei piatti da tradizione come sufilindeo o cose di questo genere, però a Cagliari comunque sia, lei è una delle promotrici, nonché ambasciatrici, dai, diciamo di questa Esatto, infatti noi il filindeo lo teniamo tutto l'anno, che ci siano 45 gradi a Cagliari o che ce ne siano 17, perché a parte essere un piatto iconico del ristorante, è un piatto che sono veramente legata ad averlo in carta, perché ci ho messo 4 anni della mia vita a imparare a fare questa pasta. Certo. Lavorandoci su, capire comunque sia quanta idratazione doveva avere la pasta. Adesso me lo fornisco e sono un autodidatta proprio nei ristoranti, io lo faccio proprio per il ristorante. Sì, ma poi parliamoci chiaro, alla fine della giostra, anche da noi nel Cagliaritano, che abbiamo un turismo prettamente estivo, Sì. per un turista poter venire da te
e provare su Velindeu, nel senso non è che si deve prendere la macchina e andare nel Nuorese, può anche No, farlo a no, Cagliari. la maggior Quello parte è dei molto turisti, importante. esatto, Cioè. si fermano. Poi io, per scelta personale, ho voluto rivisitare un po' il brodo di pecora, nel senso che è un classico Ci brodo di voleva pecora arrivare, infatti, perché comunque, parliamoci, cioè la ricetta originale. originale è con un brodo di pecora, come veniva fatto all'antica, tra virgolette, quindi molto grasso, molto... Tu sono sicuro che l'hai ingentilito. L'ho semplicemente ingentilito, nel senso viene fatto un brodo normale e poi faccio una chiarificazione, ma non era per non ricordare la tradizione, ma era giusto per, anzi, valorizzare una pasta più rara. Quindi da qua nasce il brodo di pecora chiarificato. Ok. Altre tipologie di preparazioni che si potrebbero fare col Filindeu, secondo te? Io Hai provato, visto che ormai... ho provato, l'ho soffiato, l'ho fritto, ma non so perché forse ci sono talmente legata a questa pasta che la lascio normale, nel senso deve essere cotta nel brodo, io nel brodo la... Ci sta. È il suo, la morte sua, come si suol dire. Esatto. Bene, se avete voi qualche domanda nel mentre che la chef continua a produrre. Oggi lo assaggerete con il brodo classico che fa Marina, con un fondo di, che formaggio? Pecorino, Pecorino stagionato. semistagionato. Semistagionato. E niente, quanto tempo ha di essiccazione il Filindeu? Perché qui- questo adesso tu lo stai preparando, Esatto. perché se non ricordo male deve avere fino a 6 strati. Tre Tre strati, Adesso scusami. appoggio questo e poi vi faccio vedere Sì. del perché dei tre strati. Sì, magari così lo facciamo anche vedere un po' al pubblico. Scusate se parlo poco, ma devo rimanere un po' concentrata mentre lo faccio No, perché ci sta, sennò... ci sta. Non voglio neanche romperti le scatole io troppo. No. Ah, Sì. allora, questa è la stesura, adesso vi faccio vedere la stesura che può ad arrivare ad avere il Filindeu. Guardate la manualità che bisogna avere. Mi ricorda un po' i noodles cinesi, Sì. perché hanno lo stesso procedimento. Infatti Esatto. io dico sempre che... Ok? Sì. Diventano sottilissimi, diventano Esatto, diventano si sottilissimi. chiamano Filindeu per quello, figli di Dio. Allora, La faccio vedere a mezzi tavoli così. io mentre prendo la pasta da mettere a cuocere. Dicevo, quanto ha di essiccazione? Dipende molto dal tempo perché a Nuoro ci mettono anche 1 o 2 giorni. Io ci metto un po' di più perché viene fatto lo faccio essiccare all'interno del ristorante in una sala apposta. Ok. Quindi più o meno ci mette, da me il ristorante ci mette anche una settimana. Ok. Io di solito lo faccio la mattina, cioè impasto la mattina, lo lavoro la sera, la notte lui sta già essiccando, si spacca da solo, nel senso che Si spacca proprio. esatto, lui fa tutto lui da solo senza che io lo vada a toccare. Perché cosa succede? Nell'essiccazione tutta l'idratazione della pasta che è stata data la va a perdere, quindi tende a fare forza e questo fa sì che si spacca. E questa è la finitura. 3, signora. Sono 3 strati, uno da questa parte, come lo vedete. È un treccio, cioè Esatto. Gli appoggi si vede che è fatto bene il Filindeu, quindi che è incrociato bene quando non si sfalda, perché se si va ad aprire il tutto vuol dire che non è stato incrociato bene.
La parte più difficile non è tanto poi tirarlo, perché questo alla fine diventa un gioco. La parte più difficile è questa parte, perché come si va ad appoggiare, se tra uno strato e l'altro, se quando appoggi tocchi la pasta che c'è già appoggiata, cosa succede? Si attacca ed è tutto da buttare, quindi bisogna riniziare da capo. Questo a me mi è successo per più di 2 anni, nel senso che ho Io posso dovuto dare un capire. pezzettino da far girare? Certo. Così, un pezzettino piccolino, così se lo fanno girare tra di loro. Questa invece è la... Fatevelo direttamente girare, così vedete la trama. Sì, perché comunque è la parte... Certo. Prego. Buonasera chef. Salve. Volevo sapere se i 3 strati sono un numero casuale oppure se sono legati ad una tradizione religiosa dove il 3 ha un No, simbolo. non sono i 3 strati legati alla tradizione religiosa. scusi, sono un po' stanca. No, certo, ci mancherebbe. È proprio la pasta di per sé, nel senso che questa pasta viene omaggiata 2 volte. A Nuoro si fa una camminata, si parte da Nuoro e si arriva a San Francesco. Quindi questa pasta è nata, viene data in omaggio ai fedeli devoti che fanno 2 volte all'anno questa camminata. Quindi è da là che è nata questa pasta. Non si sa neanche come sia arrivata in Sardegna fondamentalmente. Le nozioni che io so, li parlo da nuorese, però che però non mi hanno insegnato perché mia mamma era tedesca, mio padre ha origini padovane, quindi però sono nata e cresciuta a Nuoro, le ho viste e le ho sentite con l'andare del tempo. Però no, i 3 strati non si sanno come sono nati, cioè non sanno neanche come è nata la pasta fondamentalmente, perché questo è un impasto di malloreddi. Quindi cosa succede? Che questo impasto di malloreddi in antichità hanno visto che a forza di lavorarlo, questo tirava. Quindi è nata questa pasta. Grazie. Qualche altra domanda? Prego. La curiosità è, proprio perché sei autodidatta, è straordinario raggiungere questa qualità, questa capacità. C'è un dibattito sul filindeo. Ecco, questo dell'elasticità, del tramandare un segreto, anche un quasi segreto, perché chi si dichiara autodidatta quindi ha delle intuizioni che poi con un modo di essere resilienti, secondo me, imparare a fare. Guardi, io su il questa filindeo. forse vado anche un po' contro le signore che non lo vogliono far vedere, sono un po' contraria perché sono del parere che i giovani allora non avranno spazio, non avranno inventiva. Cioè, cosa andiamo noi a insegnare alle persone che sono più piccole di me? Se noi non diamo la possibilità di insegnare una cosa, come facciamo a tenere vita la tradizione? Se Sì, no, succede anch'io, qualcosa, questa pasta muore. Io poi da una parte devo ringraziare che il periodo del Covid il ristorante è stato chiuso, quindi 3 mesi a casa, 3 mesi che non sapevo cosa fare, mi sono messa e l'ho imparato. Ma in quei 3 mesi poi ci sono passati altri 4 anni, perché non c'avevo o mia cugina o mia zia che mi diceva "Ah, no Marina, stai sbagliando". No, mi mettevo lì il cellulare e ho imparato. Piano piano ci sono voluti tanti anni. Tanti errori. Tanti errori, molta semola, perché poi arrivare a trovare la semola giusta c'è un altro capitolo. Quindi Giusto grado di umidità, sono tante tante. cose. Io poi a Nuoro sono del parere, a Nuoro è anche più facile perché non c'è un'umidità a Nuoro. Quindi qui a Cagliari che la temperatura e l'umidità è elevatissimo. pazzesca, io ho molta difficoltà. Io d'estate, quando lo faccio al lavoro, ho 3 climatizzatori accesi per scendere proprio l'umidità, perché se no non riesco a lavorarla. Certo. Perché non sono io che la comando, è lei che comanda a me. Cioè, nel senso, io so che è pronta. Quando lei mi dice, ah vabbè dai, tirami, mettimi il sale, tirami. Quindi non è che io sto
in questo pasto ci ho messo 150 grammi di acqua, ne andrò ad aggiungere altri 50, no. È proprio, lei fa tutto lei da sola. Io mi volevo ragganciare anche un attimino alla domanda, perché obiettivamente sono quella manualità, quel mestiere che se non tramandiamo a un certo punto non troveremo più, perché è già una delle paste più rare al mondo, proprio perché è di difficile realizzazione, e poi perché il segreto ce l'hanno, come diceva lei, un pochettino le signore cercano di non tramandarlo, però bisognerebbe fare un po' più di divulgazione e fare in modo che lo creino più persone possibili, in modo che non vada a sparire, perché il rischio potrebbe essere quello. Forse in totale in Sardegna saremo una decina, non oltrepassiamo. E penso che lo facciamo solo in Sardegna, perché oppure qualche sardo che lo sta facendo fuori, ma Sì. capito? Sì. Come? Com'è? No, ma guarda, io sono del parere che sono pietanze che andrebbero portate fuori, ok? Poi sta alla persona che la porta fuori renderla, tenerla viva, ma non per farsi pubblicità, per renderla proprio viva lei. Nel senso, io sono 7 anni che ho il mio ristorante e per 7 anni è capitato anche il mio secondo, ma lo togliamo il filindevo? No. Ma no. Perché io sono del parere che questa, io nuorese, con madre tedesca, che se n'è andata via dalla sua terra per sposare mio padre, quindi ha lasciato la sua terra, ha scelto la Sardegna, perché io non devo sposare lei? Però sono io che la penso a questa maniera. Ma è il ragionamento giusto. Io farei un grande applauso a Marina per il lavoro che svolge. Allora, siamo anche quasi addirittura d'arrivo, penso, vero? Sì. No, ho chiesto, rifaccio la domanda per Rifaccio via la della domanda perché registrazione. No, questa perché domanda è un po'. io anni fa mi è capitato, frequentavo più spesso Nuoro, quindi mi è capitato di acquistarla in un unico negozietto che conoscevo, però non so se ancora qualcuno la produca in loco. La producono. Io Però se li parla a livello di chef e di ristoratrice non si potrebbe. Beh, sicuramente a Nuoro mi è capitato di assaggiarla in alcuni ristoranti, ma io intendevo acquistarla per... ne ho anche assaggiato versioni, che ne so, di mare o cose del genere, ma che probabilmente erano un po' fuori dalla tradizione, ma... voglio dire, Quello sta nella scelta di chi la, chi la chi la propone. esatto, di chi la vuole proporre, Certo. nel senso che ognuno di noi è liberissimo di fare quello che vuole e di raccontare la propria storia, e ci sta, perché ogni chef ha la propria storia e la propria idea. Io lo rispetto tantissimo, però dall'altra parte perché andare a rovinare una cosa che è nata così? Cioè, è nata con questa ricetta, quindi è nata col brodo di pecora, dei pellegrini che andavano a Lula, insomma. Esatto. Ok. Almeno così facciamo prima. Grazie Ale. Aspetta, vicino qua. Aspetta che mi metto un po' di pasta. Mancano?
Ok, ci siamo. Sì? Sì? Ok. La maggior parte lo sta già assaggiando. Questo è un applausometro per Marina. E si sfredda, ha ragione anche il signore. La particolarità di questa pasta è proprio anche la velocità di cottura, giusto Maria? Sì, ci mette più o meno 2 minuti. E poi anche quando la mangi è molto scioglievole in bocca, cioè proprio si polverizza. Eccoci qua. A chi manca? Ah, prego. Bene. È buono il brodo? Sa di pecora? Che cos'è il brodo chiarificato? Non l'ho mai sentito. Il brodo chiarificato. Il brodo chiarificato? Allora, la chiarificazione nasce in Francia, signora. Poi la cucina italiana se ne è un po' impossessata. Diamo qualche nozione tecnica, signora. Niente, la chiarificazione nasce da un brodo fatto normale, quindi con le ossa, si tiene a parte la carne macinata, si mette a marinare, si riprende l'indomani da freddo. Cioè, io la faccio da freddo, ma si può fare anche da caldo. Quindi io faccio un Tutta la brodo... parte grassa, sale. Esatto. Io faccio un brodo normale di ossa di pecore, lo raffreddo, lo faccio riposare una notte, l'indomani mattina lo sgrasso, con la carne macinata che viene messa a marinare nel vino, le spezie e tutto quello che concede questo sapore, l'indomani mattina lo riprendo con il bianco dell'uovo, faccio andare lentamente. Cosa succede? Che quindi il bianco insieme alla carne raggruppa tutte le impurità del brodo e lo rende limpido. E poi lo filtra. E poi lo filtro. Bravissima. Grazie. Bene, direi che a questo punto abbiamo concluso questo Sì, vi show chiedo cooking. scusa, ma Marina purtroppo io devo deve scappare. scappare perché ha il servizio serale. E niente, vi ringrazio tutti. Buon proseguimento.